Media.com, che è un social network, mi sembra fondato intorno al 2000, nel 2000, da Stefano Soffiato, visto che si occupa di molti temi. Ecco, grazie. Allora, buongiorno a tutti, io sono Secchi, e quello che sa che era quello della terza CISA, quindi telefilm di canale 5. Allora, intanto ringrazio vivamente gli organizzatori, gli organizzati, Europa Nostra per l'invito, che apprezziamo molto, e raccogliamo appunto l'invito di essere propositivi e di evitare naturalmente le lagne. E a tal proposito noi di Venezia.com nel 2009 abbiamo scritto un programma chiamato Decalogo, ripetuto e asciugato poi nel 2020, con tutti i nostri suggerimenti e progetti per rendere la nostra città un luogo migliore, più vivibile e apprezzabile da residenti e visitatori. Di solito improvviso, ma con i miei collaboratori abbiamo deciso oggi di scrivere qualcosa per fissare bene i punti e non perdere le cose importanti, insomma, i punti importanti. E fra l'altro il punto 7 del decalogo prevede proprio un incontro periodico fra associazioni cittadine che poi dovrebbero poi interfacciarsi con l'amministrazione pubblica, un po' quello che stiamo facendo noi oggi, un po'. È un documento che abbiamo consegnato a tutte le forze politiche di governo e di opposizione che si sono avvicendate negli ultimi anni. Quindi oggi parleremo di statuto speciale. Abbiamo scelto questo argomento perché, vedendo la lista delle associazioni presenti, abbiamo notato che gli altri avrebbero già affrontato altre tematiche importanti, ma non questa. Ecco quindi che parliamo di statuto speciale per la nostra città, che sarebbe il nostro punto 1 del nostro decalogo che ho citato poc'anzi. Obiettivo che poi, una volta ottenuto, potrebbe influire positivamente e di conseguenza su tutte le altre problematiche che affrontiamo. Allora, per realizzare interventi decisivi per la rinascita della città di Venezia, per lo sviluppo più armonico e diversificato della sua economia, per la ripresa della sua funzione residenziale, per la conservazione del suo enorme patrimonio artistico, architettonico ed ambientale, sono quindi necessarie risorse straordinarie, in misura di gran lunga maggiore di quelle ottenute fino ad ora, con una più ampia, soprattutto, autonomia gestionale. Non è di una nuova legge speciale, sovvenzione statale incerta che ha bisogno Venezia, ma di un vero e proprio statuto speciale che le permetta di provvedere a se stessa. A tal proposito vorremmo citare queste parole, virgolette: Venezia deve pensare ad essere pensata in grande. Anche per questi motivi, accanto e più ancora di una legge speciale, avrà bisogno di uno statuto speciale che ne riconosca non solo la bellezza e la peculiarità, ma soprattutto la sua unicità. Queste parole sono state dette dal patriarca Francesco Moraglia, ancora tempo fa, un paio di anni fa. Venezia è palesemente una città speciale e specifica, diversa da tutte le città del mondo, e questo crediamo sia incontestabile e inopinabile. A Venezia, malgrado l'enorme quantità di capitali esposta, grazie soprattutto al turismo, sono sparite tutte le forme di economia a favore dei residenti, quei pochi che sono rimasti, a favore solamente del turismo, provocando il rialzo dei prezzi delle case e la chiusura dei servizi a loro dedicati, peggiorando notevolmente la qualità della vita. Il grosso dei capitali derivanti dal turismo, fra l'altro, non hanno nemmeno una ricaduta sulla città, ma vanno altrove, su altri lidi, tra l'altro. Nonostante il grande indotto, quindi Venezia è rimasta schiava di un'unica forma di economia, senza che le vengano riconosciute alternative, può essere considerata un'area ad economia depressa. La preoccupante e inarrestabile perdita di abitanti e attività economiche non turistiche ne sono la testimonianza.
Proprio per questo Venezia e la sua laguna hanno tutti i requisiti per chiedere uno statuto speciale che possa proteggere l'integrità ambientale e il tessuto socio-economico del 30 anni di sfruttamento turistico intensivo. Quindi creare una nuova area a statuto speciale come la Laguna Veneta, oltre a regioni e province già previste dalla nostra Costituzione, è possibile, dal momento che, come è noto, la Comunità Europea favorisce la creazione di aree a statuto speciale. Auspichiamo quindi il riconoscimento istituzionale della peculiarità e della fragilità fisica e economica del territorio veneziano e della sua laguna, compresa la sua Veneta, dando maggiori poteri agli organi amministrativi locali, prevedendo autonomia di credito e di spesa, mantenimento della raccolta fiscale nel proprio territorio, possibilità di autonoma manovra sulla leva fiscale con defiscalizzazione delle attività produttive alternative al turismo, che vorranno insediarsi in laguna. Tutto questo rilancerebbe, secondo noi, l'economia e permetterebbe ai residenti di restare a vivere in città, ad avere fondi e sovvenzioni per rilanciare restauri, ricostruzioni e risanamento. Chiudo, chiediamo questo non più all'amministrazione locale o regionale o anche nazionale, organi che sembrano non considerare un'importante opportunità e fondamentale prospettiva come questa, ma lo chiediamo direttamente alla comunità europea affinché ci aiuti a preservare un patrimonio culturale, umano e naturalistico che tutto il mondo ci invidia. Grazie. Grazie a Matteo Secchi, in effetti c'è un problema fondiario di speculazione notevolissimo a Venezia.